Con una battuta si potrebbe dire che Carlo Michelstetter non potrebbe non essere goriziano. Gorizia, città di confine, città sospesa tra diverse culture, tra territorialità diverse, una sorta di cerniera di vari luoghi e di varie identità. È la patria perfetta per un intellettuale, uno scrittore come Carlo Michelstetter, uomo in bilico tra scelte espressive diverse. È stato poeta, è stato un filosofo, è stato un pittore, ma ha scritto pochissimo. Filosofo importante per aver scritto sostanzialmente una tesi di laurea nemmeno discussa, quindi uscita naturalmente postuma dopo quel fatidico 17 ottobre 1910 in cui 23enne proprio a Gorizia, nella casa della sua famiglia, decise di uccidersi. Sospeso in bilico tra due lingue, in una città che al tempo di Michelstetter naturalmente era sotto il dominio austriaco, sospeso dal punto di vista identitario, lui di cultura e di famiglia ebraica, con una propensione però non tanto al cattolicesimo quanto a quello spiritualismo sincretico tipico della fine dell'Ottocento, di cui lui incarna tutte le potenzialità e le forze telluriche, diciamo così. Qualche tempo fa, con l'amico poeta Gianmario Villalta, abbiamo deciso di andare in pellegrinaggio a vedere la tomba di Michelstetter. So che è una cosa un po' adolescenziale ed è stata un'esperienza fortissima, perché l'incontro con questo manufatto funerario è stato l'incontro fattivo, reale, con un destino che prevedeva con tutta evidenza una strenua fedeltà a se stessi e alla propria vocazione originaria. Si potrebbe iniziare con la visita al palazzo, ora sede della biblioteca della città di Gorizia, la Biblioteca Isontina. È un palazzo intanto molto bello, è un palazzo del XVII secolo, ma è anche la sede dove si possono vedere i reperti della vita e dell'arte di Carlo Michelstetter, quel che rimane. Io comincerei da lì. Le poesie di Michelstetter, che sono alcune francamente meravigliose, hanno moltissimi richiami alla zona attorno alla città, richiami diretti, specifici, perché Michelstetter aveva un senso della vita fortissimo, quindi i dintorni di Gorizia sono stati per Michelstetter, e sicuramente lo sono per chi li conosca la prima volta, come è successo a me poco tempo fa, un grande luogo dove stare.